quale necessità abbiamo di risalire alla storia, di rifugiarsi nella leggenda, se la bellezza è sotto gli occhi, non nella memoria, scriveva nel 1867 Jules Castagnery. A tale appello risponde Édouard Manet con la musica alle Tuileries, borghesia en plein air, con Baudelaire ripreso con bombetta mentre passa tra la folla di soggetti dai profili incerti. È l'arte nuova, ironica, baldanzosa, per una committenza colta e sempre più ricca. Mai più odalische, harem, veneri o cassandre, e la colazione si fa sull'erba, in libertà, e se chi guarda non è un voyeur, saprà intendere. Perché gli uomini vestiti con panni pesanti e lei no? Se dal cesto escono Cesare, è da presumere sia fine maggio? E allora i fichi c'entrano come patate? Una mezza stagione ed una mezza verità? Il di lei cuscinetto di grasso è più caldo del velluto? Importante è colpire. I parrucconi del salon del 1859 e, così facendo, farsi notare. In un viaggio a Madrid scoprirà Velázquez al Prado e ne resterà entusiasta con la nana sfacciata che ci chiede: beh, il bimbo che scalcia il cane mite, le donzelle che giocano a mamma casetta, la suora, il precettore, un gentiluomo che osserva e, sorpresa, sorpresa, nello specchio il riflesso non della nuca del crociato pittore, bensì sfumati sotto una fiaccola i regnanti committenti. Bei tempi, pochi concorrenti, tanti quattrini, senza polemiche. Per vendere è costretto a dipingere donne dal seno prosperoso, bionde, brune, persino di colore, se il capezzolo fa capolino. Finché c'è un seno, c'è speranza, ci par di sentirlo proferire. E poi, se non basta, voilà, Olympia! E al Salon del 1865 la folla si accalca come all'obitorio per veder meglio quella gracile modella distesa sul drappo. Come modella? Non sarà per caso una Venere riproposta, magari quella di Urbino dipinta da Tiziano? Certo che no. Questa è uno sgorbio con mano a polipo, la pelle livida, e a letto va con le babbucce ed i piedi da lavare. D'accordo, ha un bel mazzo di fiori, un collarino con perla ed orecchini, ma che espressione triste, assente, che impressione. Però Manet detestava essere definito impressionista. Amareggiato, se ne va al bar, quello delle Folies Bergère, e ti combina un capolavoro. Poi si incasinerà la vita, corteggia una, ne sposa un'altra, poi un'altra ancora, per generosità o per coprire un delitto. Ma noi ci fermiamo qui, con le parole che disse Degas dopo la sua morte. Era più grande di quel che pensavamo.